mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tua Signore sei re. Proclamandoti re. Tu sei qui
amor. Vieni regna, Signore, su noi. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Benedizioni lui mi promise, sicuro in lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia, che dolce vita, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, buongiorno con la pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino, gloria al Signore per questa opportunità, per il privilegio che il Signore ci dà di essere qui nella sua presenza
Lodiamo al Signore per ogni cosa che fa e che ancora farà. Lui è, era e sempre sarà. Lui è il Signore. Benvenuti alla preghiera del mattino. Se tu ancora non sei iscritto su questo canale, vorrei invitarti a iscriversi, fa la tua iscrizione, pigia sul campanello delle notifiche e attiva tutte le notifiche. Noi siamo la Shea Damiti, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria Italiana, e io sono il pastore Victor Lopes e per la grazia e bontà del Signore sarò con voi stamattina per lodare e benedire il santo nome di Gesù. Gloria a Dio, abbiamo già lodato al Signore, abbiamo già ringraziato stamattina per tutto ciò che Lui ha fatto, che ci ha liberato, ci ha salvato, la sua bontà. Lui è con noi, non ci lascia, non ci abbandona. Quindi ringraziamo il Signore per ogni cosa, per ogni dono, per tutto ciò che opera nella nostra vita. Vorrei mettere disponibile il nostro numero di WhatsApp 351 360 4320. Questo è il nostro numero di WhatsApp e noi siamo pronti per ricevere il tuo messaggio, sia un suggerimento, sia una testimonianza, una richiesta di preghiera. Questo numero è disponibile per te perché possiamo insieme condividere sia le necessità, come la parola dice, comunicate le vostre necessità ai santi, come anche la testimonianza, condividere la gioia di ciò che Dio sta operando. Vorrei anche invitarvi a seguire i profili di Instagram, Shea Damiti Settore 01, che è la provincia di Firenze, Shea Damiti Settore 02, che è la provincia di Pisa, e Shea Damiti Settore 03, che è la provincia di Verona. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli delle basi missionarie di Shea Damiti, sia a Firenze, a Scandici, a Pisa, a Pomarance e a Legnago di Verona. Che il Signore continua a benedire i nostri fratelli, i nostri missionari. Gloria al Signore. Vorrei mandare anche un abbraccio grande a tutti i miei fratelli che ci vedono di altri paesi. Che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. È sempre una gioia grande essere qui con voi e quindi che il Signore continui a benedire ognuno. Gloria a Dio. Vorrei ringraziare Dio per la vita di ogni persona che contribuisce, che partecipa con noi, contribuendo, donando, offrendo per la manutenzione di quest'opera. Che Dio benedica ognuno di voi. Grazie per tutti i vostri doni che veramente sono di benedizione per la manutenzione dei nostri missionari, della missione e dell'opera che il Signore ci ha messo, ci ha dato, ci ha messo in mano. Grazie della vostra benedizione, del vostro dono, del vostro sostegno, sia in preghiera, sia come volontari e anche offrendo, donando per la manutenzione di quest'opera. Gloria al Signore, gloria a Dio per ogni cosa. Seguiamo, fratelli, vorrei lasciarvi una parola, non so stamattina che c'è, vorrei che tutti potessero interagire con noi, partecipasse, sarebbe una gioia che ognuno fosse presente. Qua. Scrivete sulla chat
Chi è con noi, mandaci un messaggio qua, così condividiamo questo momento. Vorrei lasciare una parola stamattina. Gloria a Dio. Missionária Jamile. Glória a Dio. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 10. Vangelo di Matteo, capitolo 10. Versetto 16. Dice così la parola. Matteo capitolo 10, versetto 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi degli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Lo Spirito del Padre che parla in voi. Interessante che in questo testo noi troviamo dal versetto 16 fino al versetto 20, noi vediamo che Gesù parla ai suoi discepoli, ai 12 apostoli, che hanno ricevuto una missione e loro avevano la missione di portare avanti la buona novella del regno del Signore. Il Vangelo è la buona notizia, ma per chi è buona questa notizia? O a chi è buona questa notizia? Ogni mattina noi ci svegliamo con delle notizie che a volte sono favorevoli e a volte sono sfavorevoli. Molte mattine noi ci svegliamo con le notizie che a un gruppo è favorevole e a un altro non è favorevole. Piace a un gruppo e non piace a un altro gruppo. Interessante che la stessa notizia porta sia piacere che dispiacere. Quando Gesù è morto, quella notizia della morte di Gesù ha causato piacere per alcuni, ad alcuni, e dispiacere per gli altri. Come la notizia della sua risurrezione ha portato sia piacere come dispiacere. Se noi leggiamo la parola di Dio, vediamo che
quando lui risuscitò, capitolo 27, versetto 62 dice: l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano di notte a rubarlo e dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe il peggiore del primo. Pilato disse loro: avete delle guardie? Andate, assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Capitolo 28. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno dalla settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro, ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra dell'entrata e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come il folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva il Signore e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. E quelli se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia, e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: vi saluto. Ed essi avvicinatisi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Versetto 11, fate attenzione adesso. Mentre quelli andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivano. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella di Sceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. Allora, la notizia della risurrezione di Gesù ha portato gioia a chi? Alle donne che erano al sepolcro. La Bibbia dice che quando loro, versetto 8, quelli se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia. Invece, per i capi dei sacerdoti, per i farisei, quella notizia era una notizia di preoccupazione. Come Gesù ci ha mandato fare la sua volontà, servirlo,
portare la sua parola. È vero che questa notizia che portiamo, questa buona notizia, questa buona novella, questo Vangelo, non è piacevole a tutti, non è piacevole alla carne, non è piacevole agli uomini amanti di se stessi, non è piacevole agli uomini amanti del mondo, amanti del denaro. No. Il Vangelo è come plurito per le persone che amano il mondo. Ma noi non dobbiamo preoccuparci. Come i discepoli, come le donne, loro non dovevano convincere nessuno di niente. Alleluia! Molte volte noi vogliamo convincere le persone, vogliamo fare che le persone credano a ciò che noi crediamo. Non abbiamo bisogno di convincere nessuno. Abbiamo bisogno di essere convinti. Alleluia. Gloria a Dio. Molte volte noi ci deludiamo perché vogliamo convincere le persone dal contrario di ciò che credono, di ciò che vivono. Molte volte noi ci deludiamo perché vogliamo che le persone siano come noi, facciano come noi, pensino come noi, scelgono le cose come noi. Mi fa ricordare del padre del figlio prodigo, che non ha potuto trattenere suo figlio a casa, non ha potuto convincerlo di non andare via. Il figlio se n'è andato, ma il padre è rimasto lì, fedele. E il figlio si è accorto che la vita a casa del suo padre era molto meglio di quella che lui stava vivendo. Noi, fratelli, non abbiamo bisogno di convincere nessuno, noi abbiamo bisogno di essere convinti. Noi non abbiamo bisogno di persuadere nessuno, noi abbiamo bisogno di essere convinti. Gesù, quando dice sul capitolo 10 di Matteo, ecco io vi mando, chi ci manda? È lui che ci manda. Ma lui non dice convincete gli altri, no, lui dice soltanto che noi dobbiamo fare due cose, essere prudenti e essere semplici. Questa prudenza non è malizia. Alleluia. Questa prudenza che Gesù vuole da noi non è la malizia del mondo, perché ci sono persone che dicono, ah, ma tanto loro fanno a me, farò anche io a loro. No. Questa malizia che il mondo ha, Dio non vuole per noi. Perché prima lui dice, io vi mando come pecore. Che malizia c'è la pecora? Nessuna malizia. In mezzo ai lupi, sì, i lupi hanno la malizia. Sanno fare il modo che la pecora sia allontanata dal gregge e così diventi preda facile ai suoi denti. E
Cosa deve avere la pecora? Malizia no, prudenza, non allontanarsi dal gregge. Fratelli, dobbiamo fare attenzione con tutte le notizie che vengono per allontanarci sia dal pastore e sia dalle pecore, dal gregge. Tutte le notizie che vengono con il proposito di raffreddare i nostri cuori, perché noi ci allontaniamo dal pastore e dal gregge, ci mette in pericolo. Non viene da Dio, viene dal nemico, dal lupo che è malizioso. E come dobbiamo comportarci? Prudenti. Dobbiamo essere prudenti. Stare attenti. La Bibbia dice una prudenza molto importante che noi trascuriamo è ascoltare più e parlare poco. Ci sono persone che stanno parlando troppo e ascoltando poco. Quando la parola ci dice che noi dobbiamo essere pronti ad ascoltare e tardio in parlare. Pronto ad ascoltare e tardio in parlare. Un'altra prudenza è la preghiera. Vigilante in preghiera. Digiunando. Ma la parola non parla soltanto di prudenza, la parola parla anche di semplicità. Semplici come le colombe. Ci paragona la prudenza del serpente e la semplicità di una colomba. E noi molte volte siamo pieni di esagerazioni. Siamo esagerati. Tutto molto, fratelli, è esagerazione. Ci sono cose che noi non abbiamo bisogno. Ci sono cose nella nostra vita che noi desideriamo, che ci fa più male che bene. Valuta queste cose, valuta queste cose. Valuta bene, perché se queste cose togli la tua semplicità, non varrà la pena. Se queste cose ti mettono in pericolo, non varrà la pena. Se queste cose ti fa essere lontano dal pastore e dal gregge, non varrà la pena. Allora cosa farò? No. Compi queste due cose, prudenza e semplicità, e lascia che lo Spirito del Padre ti guiderà. È molto buono essere guidato dallo Spirito Santo. C'è una lode in portoghese che la missionaria Frida Wingren, che era la missionaria svedese che ha fondato con suo marito l'Assemblea di Dio in Brasile, le ha scritto, ha composto questa canzone che dice: guidami sempre, oh mio Signore, guida i miei passi, oh Salvatore. Tu mi hai comprato sulla croce.
proteggi-me sempre, mio Signore. Molte volte noi vogliamo difenderci. Molte volte noi vogliamo giustificarci. Molte volte noi vogliamo fare a modo nostro. Ma io devo arrangiarmi, io devo sistemare, io devo fare questo. La pecora è 100% dipendente dal suo pastore. E sai quando tu sentirai la guida dello Spirito Santo? Quando tu sarai 100% dipendente dal tuo pastore. Alleluia. Lo Spirito del Padre vi guiderà, parlerà per voi, metterà le parole sulla vostra bocca. È Lui che vi darà. È Lui. Mosè ha cantato un cantico. Vorrei finire leggendo questo salmo. È il salmo di numero 8. Salmo 81. Cantate con gioia a Dio, nostra forza. Mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe. Intonate un salmo e fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa insieme alla cetra. Suonate la tromba alla nuova luna, alla luna piena, al giorno della nostra festa, perché questo è uno statuto per Israele, una legge del Dio di Giacobbe. Egli lo stabilì come una testimonianza di Giuseppe, quando uscì contro il paese d'Egitto. Io udì allora un linguaggio che non conoscevo. Oh Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi, le tue mani hanno lasciato le ceste. Nell'angoscia gridasti a me e io ti liberai. Ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni. Ti misi alla prova presso le acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, e io ti ammonirò. O Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te nessun Dio straniero e non adorare un Dio estraneo. Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha ubbidito, perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. Oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie, subito umilierei i loro nemici e rivolgerei la mia mano contro i loro avversari. Quelli che odiano il Signore stringerebbero davanti a Lui e la loro sorte sarebbe decisa per sempre. Io nutrirei Israele con fior di frumento e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia. Alleluia! Tu non hai bisogno di essere lupo, di diventare lupo per causa dei lupi. Sia la pecora del Signore, lascia la giustizia al Signore,
cammina sulla sua via, ubbidiscelo e lui ti farà mangiare il fior di frumento e mieli che stilla dalla roccia. Alleluia! Dio ha una porzione speciale per la tua vita, per te. Dio ha una riserva speciale, abbondante per la tua vita. Non rimanere con le bricioli del mondo, non faticate per le briciole del mondo, perché Dio ha una porzione eccellente per noi. Alleluia. Finisco questa parola, fratelli, dicendo che dobbiamo essere semplici, prudenti, pecore del gregge del Signore. E il nostro pastore ci proteggerà. Il nostro pastore provvederà a ogni bisogno. Il nostro pastore sazierà la nostra anima. Alleluia! Ti fida nel pastore Gesù. Lui non ti lascerà. Se tu sei pecora, lui ti curerà. Ma se tu diventi lupo, cosa fa il pastore con il lupo? Lo caccia via, lo combatte. Ma la pecora, il pastore la protegge. Alleluia, gloria! Dio è grande. Preghiamo, ringraziamo il Signore stamattina per la sua parola e per tutto ciò che ha fatto, sta facendo e che ancora farà nella nostra vita. Lui è il Signore e lavora. Noi non vediamo vento né pioggia. Alleluia! Noi non sappiamo come questa valle si riempirà di acqua, ma lui dice nella sua parola: ubbiditemi, facciamo le cisterne. Le persone ci guardano, ma che fa questo? È come guardavano Noè che costruiva l'arca. Ma che fa questo? È un pazzo. Sta perdendo tempo. Molte volte le persone ci guardano come noi perdessimo tempo, ma noi non stiamo perdendo tempo, non perdiamo davvero tempo, noi siamo con il Signore. Ma quando l'acqua scenderà, quando l'acqua scenderà, sia noi che il mondo saremo soddisfatti, convinti, perché viviamo per fede. E fede non è altro che certezza. E noi abbiamo certezza. Noi abbiamo convinzioni. E è per questo che Satana si arrabbia. Perché vuole che noi smettiamo, diventiamo lupi, ma siamo le pecore del gregge del Signore. Guidami sempre, oh mio Signore. Guidami passi, Salvatore. Tu mi hai comprato sulla croce. Reggimi in tutto, mio Signore. Trovo piacere in servirti. Riposo e pace fammi sentire. È rimasto lì sulla croce il vecchio uomo mio morì. Alleluia!
Guida-mi sempre, mio Signor. Guida i miei passi, Salvator. Tu mi hai comprato sulla croce. Reggimi in tutto, mio Gesù. Alleluia, Signore. Veniamo a te stamattina, Signore, stamattina di martedì 18 febbraio 2025. Vogliamo ringraziarti di questa mattina benedetta, di avere questa possibilità di essere qui, nella tua presenza, Signore, nella tua pace, a godere la tua pace. Siamo pieni di gioia nonostante subiamo ogni afflizione di questo mondo, difficoltà, ma vogliamo ringraziarti, Signore, per il dono prezioso, per la vita, per la grazia, per il perdono dei nostri peccati, per la salvezza delle nostre anime. Grazie, Signore, perché quella croce era nostra, ma tu hai preso per te, tu hai portato su di te per liberarci dalla condanna della morte, per darci vita e vita in abbondanza. Grazie, Signore, di ogni dono che ci dai. Grazie della famiglia, grazie, Signore, della nostra famiglia, dei nostri fratelli, grazie della Chiesa che noi congreghiamo, grazie dei ministri, Signore, grazie per la vita di ogni fratello e ogni sorella, di ogni ministro, di ogni missionario, grazie, Signore, di ogni operaio, grazie di ogni volontario. Grazie, Signore, di questa mattina preziosa, benedetta, che siamo qui insieme a lodare il tuo nome. Ti ringraziamo, Signore, ti chiediamo di guidarci in ogni cosa. Liberaci dal male, Signore, aiutaci in tutto. Ti prego per le famiglie, ti prego per le basi missionarie. Signore, ti prego per ognuno che è qui stamattina con noi. Dio, quelli che non ci sono, che sono al lavoro, che sono a casa. Signore, ti prego, Padre, guidali, Signore. Guidaci, è questa la mia preghiera di questa mattina, Signore. Guidaci, Signore. Guidaci, Padre, per la gloria del tuo nome. Aiutaci in tutto, benedice il tuo popolo, benedice le basi, tutti i lavori, le opere che facciamo. Aumentaci la fede, Signore, sia con noi, dacci la salute. Visita, Signore, ogni famiglia missionaria. Ti prego per me, per Priscilla, aiutaci, Signore. Ti prego per Marco, Denise e Nea, Signore. Per la Jamile. Ti prego per la Carminha. Signore, ti prego per tutti i fratelli che cooperano nel progetto Non Sei Solo. Per i fratelli delle Sheadamiti, Signore. Ti prego, Padre, per i missionari Giovanni e Dariana. Ti prego per tutti i fratelli lì, Signore. A Verona, a Legnago. Ti prego, Signore, stamattina per tutti i fratelli d'Italia. Ti prego per fratelli che sono all'estero, in altri paesi, per i missionari, per la Mirella,
Aiuta a tua serva, Signore, nel programma che si svolgerà ad aprile e durante tutto il mese di marzo. Oh Signore, fa risplendere la tua luce nel buio di questo mondo. Ti prego per il vivaio missionario. Ti prego, Signore, per l'immersione missionaria 2025. Ti prego, Signore, per il centro estivo 2025. Oh, Signore, guidaci in tutto, Padre. Continua con noi. Nel nome di Gesù, Signore. Ci togli dalle mani dell'uomo, Signore. Non vogliamo essere nelle mani degli uomini. Ci togli, tu lo sai cosa ti sto dicendo, Signore. Ti voglio dire tramite questo, ti prego, ci togli dalle mani degli uomini. Nel nome di Gesù fa quello che noi non possiamo. Nel nome di Gesù, Padre. Benedici la nostra giornata. Benedici l'inizio delle classi di italiano sia a Firenze e a Scandicci. Aiutaci in tutto, nel nome santo di Gesù. Amen. Guidami sempre il mio Signore, guida i miei passi, Salvator. Tu mi hai comprato sulla croce, reggimi in tutto, mio Signore. Amen. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti, oggi, domani e per sempre. Amen. Dio vi benedica. Lasciate il vostro mi piace, non dimenticare.